Mi aspetto dai vigili un po' di tolleranza, un po' di comprensione in questo periodo e che usino molto bene la loro divisa e il potere che hanno per dare una mano a tutto il resto che Treviso ne ha veramente bisogno. Non abbiamo bisogno di multe. È un appello diretto e chiaro, quello dei commercianti di Veneto Imprese Unite, destinatari gli agenti della Polizia Locale di Treviso, ai quali viene chiesta tolleranza in questo particolare periodo dell'anno, sia nei confronti degli stessi esercenti, sia dei loro clienti che in questi giorni, prima del Natale, prendono d'assalto il centro per gli ultimi acquisti. Non chiediamo che chiudano entrambi gli occhi, perché se la macchina viene messa in un divieto e crea disagio a qualcuno, deve essere assolutamente multata e anche rimossa se è il caso. Però se le macchine sono in un parcheggio e ci sono i 20 minuti carico e scarico e sono lì da mezz'ora, non stanno arrecando disturbo a nessuno. Nonostante negli anni sia cambiato l'approccio al periodo natalizio, questo rimane per il commercio un momento importante quando la voglia di acquistare, di fare e di farsi un regalo è forte. In questo momento dove le attività commerciali stanno facendo il bilancio di fine anno, avere un buon Natale può sicuramente cambiare l'indirizzo di dire tengo duro e lavoro ancora in centro oppure chiudo. Purtroppo le attività commerciali che vedremo chiudere ancora le saracinesche saranno parecchie con fine dell'anno. Abbiamo bisogno di comprensione per chi ci dà servizio a Treviso, quindi ripeto, i vigili che chiudano un occhio, che abbiano pazienza e sarà la loro buona azione del Natale.